Il ministro Orlando e il premier Renzi oggi siamo qui per visitare la stanza di Livatino. Insomma, voi avete particolarmente avuto questa idea di renderla fruibile ai tanti. Oggi anche il ministro Orlando qui. Orlando doveva essere con noi all'atto della inaugurazione, poi per ragioni di ufficio d'istituto non è potuto essere presente, però aveva fatto promesse che sarebbe tornato. E quindi che si renda omaggio al giudice Livatino, si renda omaggio ai tanti siciliani che hanno fatto della lotta alla mafia l'operazione di riscatto di questa nostra terra e che oggi vede frutti buoni. Credo che sia un buon segno di riconoscimento che il Paese tributa ai martiri. Come valuta questa visita anche del ministro Orlando presso la stanza qui del suo collega Livatino, insomma un momento anche di testimonianza? Si tratta sempre di un'occasione importante, di una visita autorevole, ma ancora di più mi fanno piacere le numerosissime scolaresche che frequentano quasi quotidianamente questo luogo, perché soprattutto a loro è diretta questo luogo della memoria per far sì che non venga dispersa l'esperienza e il sacrificio di Rosario Livatino. Ha ritenuto di essere presente qui, lei chiaramente è stato vittima di diversi agguati mafiosi nel corso del suo lavoro, oggi qui a Presso Renzi. Ma questo è un momento importante, è un segnale importante sulla legalità, lo dico da responsabile nazionale legalità del Partito Democratico. Noi non possiamo fare sconti né in questa terra né nel Paese. Questo è un luogo simbolo, come Livatino è una persona simbolo che col suo lavoro, con la sua umiltà, col suo esempio, insomma, ci fa ricordare che la strada è difficile ma comunque è possibile. Noi siamo qua per dimostrare questo e per soprattutto fare squadra. Sulla legalità, sulla lotta alla mafia, insomma facciamo sempre squadra. Il suo impegno chiaramente? Assolutamente sì, è un impegno che portiamo avanti tutti insieme e quindi ce la possiamo fare, anzi ce la facciamo sicuramente.